La comunità di Pozzuolo del Friuli si è riunita in piazza Iulia per commemorare i 107 anni dalla battaglia che ha segnato indelebilmente la storia del paese e dell'intera Prima Guerra Mondiale. Ha rappresentato un omaggio al sacrificio dei cavalieri della seconda brigata di cavalleria e dei fanti della brigata Bergamo che tra il 29 e il 30 ottobre 1917 resero possibile il ripiegamento dell'esercito italiano oltre il tagliamento, preparando così la difesa strategica decisiva che avrebbe condotto alla vittoria sul Piave. Le celebrazioni, iniziate nella serata di martedì 29 ottobre con un concerto della fanfara della brigata Pozzuolo del Friuli all'Istituto Agrario, hanno avuto il loro momento culminante con la tradizionale deposizione di omaggi floreali al cippo della brigata Bergamo, al busto del generale Giorgio Emo, capo di lista, e al monumento al cavaliere. Alla cerimonia hanno partecipato i lancieri di Novara e il Genova Cavalleria, che simbolicamente hanno riportato alla memoria le eroiche cariche di cavalleria contro le forze austro-tedesche che avanzarono su Pozzuolo. Sono passati più di 100 anni, però il ricordo è ancora vivo, soprattutto grazie al grande lavoro che fanno tanti storici, tanti ricercatori che fa anche la brigata. È sostanzialmente un lavoro per tramandare quella storia alle nuove generazioni, è un lavoro che dobbiamo assolutamente continuare a fare.